Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook, come in tutte le nostre puntate, nei talk show e nelle nostre telegiornali di informazione partiamo con l'immagine di questa guerra che speriamo prima o poi termini, anzi più prima che poi, perché davvero nel 2022 vedere ancora di queste immagini e di quello che sta succedendo è una cosa davvero atroce e spero che qualcuno dei potenti riesca a farla smettere. Noi nel nostro piccolo vi facciamo vedere queste immagini che come sempre sono molto toccanti. Va bene, andiamo invece con la nostra trasmissione divisa in due parti. Nella prima abbiamo un ospite ed ho il piacere di averlo, il rettore della Basilica del Santo, padre Antonio Ramina. Grazie di essere con noi, padre. Grazie a voi, buongiorno. E poi nella seconda parte avremo Daniela Ovidia che ci parlerà del CICAP, l'evento che ogni anno si ferma a Padova, organizzato e ideato da Piero Angela. Allora, come va, padre Ramina? Tutto bene? Direi di sì, dai, nonostante la realtà piuttosto complessa in cui mi sono trovato a vivere da pochi mesi, posso dire a distanza di un po' di tempo che i ritmi sono abbastanza sereni. 9 mesi che è stato praticamente annunciato come nuovo rettore, però da ottobre, il 10 ottobre, è stata ufficializzata l'incarico che lei ha avuto per quanto riguarda la Basilica del Santo. Sì. Mi hanno detto, guardate che padre Antonio Ramina parla poco, io cercherò di fare il possibile per farla parlare, spero di riuscirci. Andiamo a vedere la scheda allora di padre Ramino in questa che ha fatto il nostro giornalista Denis Maran. Padre Antonio Ramina nasce a Vicenza il 7 aprile 1970, è originario di Quinto Vicentino, viene ordinato sacerdote il 1 maggio 2004, è laureato in lettere moderne all'Università di Padova e dottore in teologia a Milano. Negli anni ha svolto il servizio di rettore del seminario teologico Sant'Antonio Dottore a Padova a partire dal 2011 e di guardiano della stessa comunità Sant'Antonio Dottore a Padova dal 2013. È docente invitato di teologia spirituale alla Facoltà Teologica del Triveneto e docente della Scuola di Spiritualità dell'Istituto Teologico Sant'Antonio Dottore di Padova. È stato anche per 2 mandati definitore della provincia italiana di Sant'Antonio di Padova dal 2013 al 2021. L'8 settembre 2021 è stato nominato direttamente da Papa Francesco rettore della Basilica di Sant'Antonio, dopo che a fine giugno i francescani conventuali, radunati in capitolo provinciale a Campo San Piero, avevano votato la terna dei religiosi designati all'ufficio di rettore. 256esimo guardiano della Basilica rimarrà in carica fino al 2025. Il giorno del suo insediamento, il 10 ottobre 2021, la Basilica del Santo era gremita di fedeli e ora, tra poco più di un mese, vivrà per la prima volta da rettore la solennità di Sant'Antonio, nell'anno in cui Padova torna ad ospitare turisti e pellegrini dopo i lunghi mesi segnati dall'emergenza coronavirus. Eccola qua, una piccola presentazione, padre Ramina, come mai è diventato prete? Oh, non saprei rispondere, diciamo che una volta gli ha detto diventa prete, come mai così? Ho conosciuto delle persone che stavano facendo questo, che erano frati, preti, contenti, e allora mi sono fatto la domanda perché non io. Ecco, credo che... Ma da giovane avrebbe mai pensato di diventare prete e poi padre francescano? Beh, io ero giovane quando ho deciso di diventare prete, nel senso che ne avevo 26, quindi... Beh no, io parlo in età più giovane, quando aveva 15-16 anni, no. Non pensava? Lo pensavo a livello più che altro idealista, romantico, leggendo libri, romanzi in cui magari la figura del monaco era rappresentata in maniera più o meno suggestiva, ma niente di più. E poi le è venuto... E in famiglia cosa hanno detto? Fai bene? È una scelta tua? Cosa le hanno detto? Non ho incontrato ostilità, certo, non l'entusiasmo a tutti i livelli, ma a volte si incontrano anche situazioni in cui questa scelta viene osteggiata oppure che determina delle rotture di legami con i familiari di origine che poi fanno dolore. Ecco, a me non è successo questo, nel senso che ho trovato all'interno delle famiglie un'accoglienza di questa mia scelta, ecco, sin da subito. E quindi l'ha fatta sua, poi entra praticamente nei frati, nella sua storia praticamente. Anzi, volevo dire una cosa, ma perché secondo lei oggi ci sono pochi preti? Perché si legge che molte parrocchie vengono unite, un stesso parroco dirige più parrocchie. Per quale motivo c'è questo? C'è una crisi della Chiesa secondo lei oppure per quale motivo?
Ma credo che sia una domanda molto impegnativa, ce la facciamo spesso anche noi, forse bisognerebbe partire un po' più da lontano, ecco, più che una crisi della Chiesa, credo che ci sia un po' di crisi o molto la capacità di fare scelte che siano per sempre, no? Ecco, credo che lo stile nostro prevalentemente, quello corrente, sia quello di scelte più o meno transitorie, abbastanza di frequente rivisitabili, e quindi scelte definitive. Anche il matrimonio, credo, diventano scelte sempre più rarefatte e meno frequenti. Ma perché accada questo bisogna che qualcuno faccia disinnamorare o innamorare le persone. Cioè, una volta la Chiesa era trainante nei giovani e nell'educazione dei giovani, oggi lo è un po' meno, è perché sta cambiando il mondo, sta cambiando il modo di vivere, o perché magari la Chiesa ha commesso qualche errore secondo lei? Beh, tutte e due le ragioni credo siano valide. Certamente la Chiesa ha commesso degli errori, ne commetterà sempre, ma credo che una scelta come questa, forse come ogni scelta definitiva, o ad un certo punto la riconosci come tua, quella scelta che ti fa felice, che ti fa contento, per cui anche se persone che hanno già fatto quella scelta lì hanno commesso degli errori non importa, tu la fai lo stesso e cerchi di impegnarti, di viverla bene, oppure se non è una scelta che ti fa felice da dentro, prima o poi la lasci. Ecco. Per cui credo che sia necessario intuire sin da subito che è la scelta per te, che facendo quel passo lì ti ritrovi a casa tua in qualche modo. Delle volte, poi andremo a parlare della Basilica ovviamente, però ho l'occasione di avere un lettore, dunque mi fa piacere fare anche questo tipo di domanda. Delle volte uno dice, ma in un mondo così cattivo, visto la guerra, visto non solo questa guerra ma molte guerre, visto la cattiveria che c'è nel mondo, se c'è un Dio dovrebbe intervenire, perché non interviene? Allora la risposta che sento è perché l'uomo deve soffrire, fino lì lo capisco, però non riesco a capirlo, padre Antonio, nei bambini che soffrono appena nati o che nascono sofferenti, non riesco a capire il perché. Lei riesce a darmi una spiegazione del perché? Non riesco a darle una spiegazione, io credo che sempre la sofferenza sia qualche cosa che a Dio non piace, per cui se potessimo evitarla certamente saremmo contenti noi e sarebbe contento anche Dio. Di fatto c'è, l'unica possibilità che noi abbiamo è di viverla in un modo piuttosto che in un altro, la possiamo vivere ribellandoci, arrabbiandoci, facendoci rodere il fegato, diventando persone tristi e aggressive, oppure possiamo cercare di intuire una strategia di maggiore, mi viene da dire, accettazione, che non fa scomparire il male, ma ci permette di viverlo in modo un po' più riconciliato. Certo, la sofferenza dei bimbi, così come di tanti altri innocenti, tutti, sì. è un grande punto di domanda, no? Per cui certamente a tutti noi viene da chiederci, ma Dio dove sei? Ah beh no, sì, è una domanda che magari un po' si fanno tutti quanti, perché poi ovviamente è la vita reale, però comunque al di là di tutto questo ovviamente il fedele va e crede sicuramente a quello che la Chiesa riesce a insegnare ovviamente ai cristiani, ai fedeli, a quelli che la praticano. Senta, e al santo come va? Va tutto bene? Dopo 9 mesi insomma di comandare, non è bello dire comandare perché lì ovviamente siete in molti, però uso un termine così un po' esagerato, questa grande Chiesa, questa grande, diciamo, una grande Chiesa che se ne parla in tutto il mondo, insomma, ed essere rettore credo sia una cosa davvero molto gratificante. Non so se è gratificante, certamente impegnativo, ma senz'altro permette di avere un punto di vista su un mondo molto ampio, ricco, complesso. Ecco, credo che alla Basilica del Santo si incrocino cammini di tante persone che ricercano un senso per la vita, che ricercano Dio, che cercano anche la possibilità di incontrare altre persone con cui confrontarsi. Ecco, credo che una delle tristezze più diffuse sia quella della solitudine, e luoghi come quelli del Santo tante volte permettono di incontrare qualcuno con cui aprirsi, con cui stabilire un bel confronto. Ecco.
È così. Senta, padre, poi fra l'altro padre Antonio, proprio come il nome della basilica, che coincidenza, E gli è stato dato anche per questo oppure? No, io sono vicentino, a Vicenza Sant'Antonio è conosciuto, ma il primo posto lo detiene senz'altro la Madonna di Monteberico. A me personalmente il nome di Antonio è stato dato in onore di Antonio Abate, quindi 17 gennaio, non 13 giugno, ma certamente i due santi sono amici. A Vicenza sono gelosi che lei da Vicenza è venuto a Padova? Non credo. Così in maniera scherzosa. Sì. Senta, quando è stato annunciato padre Svanera rettore della Basilica, venne a trovarmi nella mia trasmissione, io ero curioso e gli chiedevo quanti frati ci sono, quanti non frati. Com'è la situazione oggi alla Basilica? Quanti frati ci sono, anziani, e quanti novelli insomma praticano la Basilica? Sì, la comunità attualmente è composta da una cinquantina di frati, 48-49 circa. Una buona parte di questi frati è non italiana, per cui Romania, India, Indonesia, Polonia, ecco, tante nazioni. Ci sono molti stranieri anche. Sì, che grazie alla conoscenza da parte loro di lingue diverse rispetto a quelle italiane ci aiutano nell'accoglienza dei pellegrini che vengono da ogni parte del mondo, come sappiamo. E quanto ad età, ecco, andiamo dai frati giovani poco più di 30 anni a chi ne ha 90, 94 e che comunque è ancora abbastanza in salute e quindi può collaborare con la sua presenza. E lì ognuno ha il proprio incarico, sia per le messe, sia ovviamente per accogliere i turismi, sia per le varie confessioni. Cioè, il programma della giornata come si compone? Il programma della giornata è per tutti quello che innanzitutto è scandito dalla preghiera, per cui alla mattina alle 7, un po' prima di la verità, la preghiera liturgica in basilica, segue la celebrazione dell'Eucaristia. Poi all'interno della Basilica le celebrazioni si susseguono anche nelle ore successive, ciascuno poi si dedica al suo impegno, al suo lavoro, il pranzo ci vede di nuovo riuniti attorno alle 12:30 e concludiamo la giornata insieme di nuovo attorno alle 19 con la preghiera e la cena. Ecco, ma poi le mattinate e i pomeriggi sono molto diversificati a seconda dei servizi, lavori, ministeri diversi. Una bella mi dicevano, adesso non so, che ancora lì ovviamente la cassa è comune, quando uno ha bisogno di qualcosa lo chiede alla cassa, c'è una bella comunità, possiamo dire così, padre Ramina? Sì, il discorso dell'economia condivisa fa parte proprio del nostro carisma, per cui ciascun convento francescano funziona o dovrebbe funzionare così, per cui non vi è autonomia economica da questo punto di vista. Senta padre Ramina, quando lei è stato insiemato del rettore della Basilica del Santo, se lo immaginava, lo pensava, e se no, quando ha avuto questa notizia cosa ha provato? Quando ho avuto la notizia certamente... La immaginava un po'? No, la prima volta che mi è stato chiesto di fare questo servizio certamente non me l'aspettavo, ecco, per cui è stata una sorpresa per me, ho chiesto un po' di tempo, più che piacevole mi ha suscitato timore, ecco, sorpresa e timore. Io pensavo che diventare rettore è gratificante, perché vuol dire che sei stato nominato da altri frati, vuol dire che il tuo lavoro è un lavoro riconosciuto di qualità, cioè vuol dire che è uno che merita, insomma, ecco. Molti frati svolgono servizi e lavori prestigiosi e riconosciuti, e tuttavia sono servizi che rimangono più nascosti, meno esposti alle istituzioni, ai mass media, per cui a proposito del fatto che mi diceva prima io parlo poco e tendenzialmente non mi sento particolarmente portato per espormi da questo punto di vista. E quando fa le prediche? Quando faccio le prediche è un po' diverso, perché nonostante i fedeli siano spesso numerosissimi, lì si condivide il Vangelo, cerco di condividere quello che penso e sperimento a partire dalla parola di Dio, quindi mi sento immediatamente in una stessa lunghezza d'onda, ecco, non che qui non lo sia, ma mi è meno naturale. Beh, certo, sicuramente. Poi, ma però la comunicazione dovrebbe essere importante, certo, per una basilica, per la Chiesa stessa, insomma, quindi ha un compito non indifferente per divulgare appunto la Chiesa, in questo caso la basilica. Cosa le è piaciuto di più quando ha visto per la prima volta la basilica?
È entrato in quella basilica... da rettore o quando ero giovane? Quando era giovane, è entrato nella basilica, cosa le è piaciuto? La prima cosa che mi ha colpito era la disposizione dei banchi di traverso, perché un tempo erano rivolti verso la tomba di Sant'Antonio. Detto questo, poi la sorpresa per queste cupole che ti portano verso l'alto. Maestose, sono maestose, davvero. E poi l'equilibrio d'insieme, perché pur essendo molto grande la basilica dà questo impatto di equilibrio, di grande armonia negli spazi. Ecco, ed è una basilica che ha passato anche la basilica, come tante cose in questo periodo del mondo, ovviamente una difficoltà per via di questo Covid. Adesso c'è una ripresa, nel passare davanti vedo che cominciano a ritornare i turisti, cominciano a tornare i fedeli e quindi insomma sta riprendendo una vita quasi normale la basilica. Sì, fortunatamente non è mai stata chiusa neanche durante il Covid, quindi la porta aperta simbolicamente credo che abbia significato molto. Adesso come adesso, sì, veramente le persone sono sempre più numerose, riprendono i pellegrinaggi. 1° maggio, pochi giorni fa, la basilica è stata piacevolmente invasa dalle comunità dello Sri Lanka con il cardinale di Colombo, i vescovi della conferenza episcopale srilankese, per cui è stato un bel momento che simbolicamente ci aiuta a rivedere la basilica frequentatissima, ecco, animata da tante persone che amano Sant'Antonio. Guardi, io ho avuto la fortuna, padre Antonio Ramina, di visitarla e poi anche di fare una trasmissione con padre Abram. Io sono padovano, sono nato vicino alla basilica, ho vissuto la mia infanzia a Prato della Valle, quindi, però non l'avevo mai visitata, mi sono voluti più di 60 anni per poterla visitare come l'ho visitata con il compianto padre Abram che purtroppo non c'è più. Io le faccio vedere un pezzettino dell'inizio anche per ricordarlo, credo sia giusto ricordarlo perché è stato una persona davvero straordinaria e conosceva la basilica come credo nessuno l'abbia conosciuta, mi ha raccontato di tutto e di più in un filmato che poi ci è stato richiesto parecchio. Devo vedere un pezzettino. Eccoci, allora iniziamo questo viaggio all'interno della basilica, non proprio all'interno, ancora un po' all'esterno, nel conoscere i 4 chiostri che circondano la basilica del Santo. Sono 4, vero padre Giuliano? Sì, 4 chiostri costruiti non contemporaneamente uno dopo l'altro. Questo, il primo nel quale ci troviamo, è proprio costruito assieme alla prima parte della basilica, anche se inizialmente non era a 2 piani come adesso, ma a un piano unico. Ecco, senta, cosa servivano i chiostri in quel periodo quando venivano costruiti? Il chiostro era il luogo adiacente alla chiesa dove si svolgevano le principali attività della comunità. I francescani non avevano allora non soltanto un'architettura propria, ma addirittura c'era ostilità da parte dell'ordine e anche di San Francesco contro le costruzioni grandi e allora il comune di Padova, quando ha edificato questo complesso per i frati, ha preso ispirazione dall'architettura benedettina. Quindi la chiesa su un lato, altri 3 lati i locali principali per la vita comunitaria, mentre i monaci benedettini, ma anche i frati a quel tempo, vivevano in edifici più modesti, probabilmente ancora di legno, qua nei dintorni. Quindi il chiostro. Ovviamente, dicevo durante la messa di questo spezzone filmato a padre Antonio Ramina che nel farlo prova ancora emozioni perché è stato davvero fantastico. Chiedo anche alla regia, chiedo a Marco, si riesce in tempo della trasmissione a riuscire nel pezzettino che siamo andati ed è andato padre Abram, tra l'altro assieme a Marco su per le cupole, magari si riesce a trovare quel pezzettino lì e ci ha spiegato la basilica in una maniera davvero sconosciuta, credo, ma sconosciuta a molte persone, dall'orologio al porto a tutto quello. Ecco, guardate, questo ci ha fatto andare su per le vie incredibili per arrivare alle cupole, quella diretta, quella
Le ha fatte tutte lei le cupole, padre? Sì. Le ha fatte tutte? Sì, tutte quante. Io ho fatto fatica perché sono anche robusto, quindi sono un po' strettino, mi sono fermato a metà, invece Marco, l'operatore, è riuscito a salire fino proprio all'angelo praticamente, che sta sopra alla cupola più alta, presumo, adesso non vorrei sbagliare, ecco che vediamo che sono all'interno delle cupole. E invece poi da rettore cosa le è piaciuto di più della Basilica? Da rettore, oltre all'edificio così splendido, l'incrociarsi di persone che arrivano da tutti i posti della terra e che trovano lì un punto di incontro. Ecco, da rettore ho davvero potuto apprezzare il calore spirituale e umano che si respira in quel luogo. Senta, tutti i fedeli che vengono lì, lei praticamente da 8 mesi che è rettore, 9 però 8 ufficiali che è rettore della Basilica, cosa le chiedono i fedeli a voi frati quando vengono lì, oltre che pregare, e chiedono il miracolo, cosa chiedono? Beh, le richieste sono diversissime, si può partire da una richiesta più di tipo turistico, legata all'interesse di carattere storico-artistico, per cui l'architettura, gli affreschi, ma prevalentemente sono richieste di accompagnamento, di ascolto, di accoglienza. Con Sant'Antonio è una figura che attrae proprio perché nel suo silenzio e nel suo dialogare con i potenti si è sempre posto in difesa delle persone più bisognose. Credo più povere. Più povere, più bisognose, più sottoposte a ingiustizie. Ecco, poter incontrare in lui una voce a difesa ha consolato molte persone, e credo che sia ancora questo un segreto di Sant'Antonio, se non l'unico. Senta, nel suo mandato riuscirà a portare il Papa qui a Padova? Non dipende soltanto da me, ecco, credo che se è si la mia riuscirà... una provocazione, perché mi piacerebbe vederlo tutto qui. Diciamo che mi piacerebbe molto, ma è chiaro che questa cosa è qualche cosa che si potrà realizzare in comunione con il Vescovo delegato, con il Vescovo di Padova, con il Comune di Padova, ecco, credo che... Tutti assieme, insomma. Tutti assieme. Beh, il sindaco gliel'ha chiesto, quando ha visto il Papa poco tempo fa, gli ha chiesto se viene a visitare Padova, non sarebbe, perché è da tantissimi anni ovviamente che non viene. Senta, diciamo prima, padre Antonio Ramina, che passiamo da anni del Covid, quindi la festa del Santo non è mai stata fatta come avrebbe dovuto essere in questi ultimi anni. Quest'anno cosa avete in programma? Visto che manca più o meno un mese, insomma, è un mese dal Santo, un mese e qualche giorno. Quest'anno abbiamo in programma di ripristinare quasi tutto di ciò che veniva fatto negli anni precedenti il Covid, quindi certamente speriamo di poter fare la processione dopo la celebrazione pomeridiana. Tutto sembra portarci a questo, quindi ci sarà di nuovo la grande processione che conosciamo e la possibilità di accogliere in Basilica senza alcuna restrizione, se non quella legata alla prudenza che ci richiederà di volta in volta la situazione concreta, le persone che verranno. Ecco, per cui grande accoglienza e processione. Proprio di poche parole, pragmatico. Noi andiamo in pubblicità, poi ci rivediamo. Tra poco rimanete con noi.